Ora che stare insieme alle altre non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me l'ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani, che mi bruciano le mani, che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani, che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi. I giorni allegri sembrano così lontani, quegli abbracci spensierati che scambiavo con le strade, quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali. E invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Ma ora che la mia casa è splendente, questo disinfettante, vorrei potesse disinfettarmi la mente per avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente, da poter dire di essere stato un deficiente. Che tempi strani, ho due buchi nelle mani da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri. Li lascio uscire come figli per il mondo, che almeno loro forse sanno dove andare. E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale, da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare. E io che speravo che bastasse un po' d'amore per non sentire più nessun dolore. E invece cos'è? E dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Persino di pensare, è perché so che ciò che ho perso era speciale. Così speciale.